Buongiorno e benvenuti a Focus TG. Come sempre di sabato trascorreremo un'ora assieme con tutte le notizie che arrivano dal Veneto e con i vari collegamenti sulle ultime novità che stanno accadendo nelle nostre province. Però apriamo questa edizione con quella che è la notizia della giornata in Veneto e riguarda l'inchiesta sui tamponi rapidi acquistati nelle fasi più acute della pandemia del Covid. Il Tribunale di Padova, infatti, come forse già saprete, ha rinviato a giudizio l'ex direttore generale di Azienda Zero Patrizia Simeonato e il microbiologo Roberto Rigoli. Tutto era partito da un esposto di Andrea Crisanti. Vediamo. Lasceremo dichiarazioni la prossima volta, c'è stato rinvio a giudizio, il processo ci darà l'occasione e l'opportunità di spiegare ancora meglio questa vicenda. Grazie. Quando sarà fissata la comunicazione nel prossimo... Poche parole per bocca del suo legale, un leggero sorriso sul volto del microbiologo trevigiano Roberto Rigoli al termine dell'udienza preliminare che lo ha rinviato a giudizio assieme alla vicentina Patrizia Simeonato, ex direttore generale di Azienda Zero, nell'ambito dell'inchiesta sui tamponi rapidi usati dalla Regione Veneto nel tracciamento dei contagi Covid nelle fasi più acute della pandemia. Oggi Simeonato era assente in aula e per lei ha parlato il suo difensore. Si va a dibattimento su tutti i capi di imputazione per entrambi gli imputati. L'udienza è fissata per il 22 febbraio del prossimo anno qui al Tribunale di Padova. Andranno entrambi a processo per falsità ideologica in atti pubblici commessa da pubblico ufficiale e turbativa nel procedimento di scelta del contraente. Rigoli è accusato anche di depistaggio. L'indagine era partita nel novembre del 2020 dopo un esposto fatto alla Guardia di Finanza dal professor Andrea Crisanti, direttore della microbiologia di Padova, che in base ad uno studio riteneva che i tamponi rapidi della casa farmaceutica Abbott acquistati in Veneto non fossero sufficientemente sensibili a rilevare il Covid. Il processo inizierà esattamente tra un anno. Mi delude il fatto che si debba aspettare un anno per poter celebrare il processo, perché vorrei cominciare già domani mattina. Come mai tempi così lunghi? Lo deve domandare a chi organizza il lavoro giudiziario, non sono né gli avvocati né gli imputati, ma sono i magistrati e i capi degli uffici. Non vedo l'ora che inizi il processo perché, come ho chiesto ripetutamente, anche nel corso delle indagini potrò essere ulteriormente ascoltato e raccontare come sono andate le cose, ha scritto in una nota il dottor Roberto Rigoli. Per i giudici, che si sono basati anche su intercettazioni telefoniche tra i due imputati, il microbiologo avrebbe mentito quando affermava di aver effettuato i test tecnico-scientifici sull'efficacia dei tamponi rapidi acquistati in massa dalla Regione Veneto tra la prima e la seconda ondata del Covid. Secondo la difesa, invece, Rigoli non era tenuto a svolgere test scientifici perché i tamponi antigenici Abbott erano marchiati e certificati dagli enti preposti e quindi già regolarmente in commercio. Rigoli dunque si è limitato solamente a verificare le caratteristiche del prodotto, poi acquistato da Simeonato con una spesa di oltre 2 milioni di euro. Dunque è stato un esposto di Andrea Crisanti a far partire l'indagine che ora ha portato al rinvio a giudizio da parte del Tribunale di Padova dell'ex direttore generale di Azienda Zero Patrizia Simeonato e del microbiologo Roberto Rigoli. E proprio Andrea Crisanti, che era ospite a Bassano di un incontro sulle criticità della sanità veneta, ha fatto il punto su quello che è accaduto a Padova e anche sui problemi che ci sono nella gestione delle aziende sanitarie nella nostra regione. Innanzitutto commento che l'esposto che ho fatto non era nei riguardi delle persone della Simeonato né di Rigoli, era un esposto che segnalava il fatto che venivano utilizzati tamponi con una sensibilità che a mio avviso non era sufficiente per essere utilizzati come screening per impedire che persone potenzialmente infette entrassero in contatto con gli ospiti dell'RSA e con i pazienti. Quindi evidentemente la Procura ha accumulato evidenze e fatti che hanno convinto il giudice per le indagini preliminari a supporre che ci fossero possibili elementi di interesse penale. Ora, in dibattimento questi emergeranno e avranno tutta l'opportunità di difendersi o eventualmente la Procura di dimostrare le sue ragioni. Ecco, io penso che dobbiamo limitarci a questo. L'unica cosa che posso commentare è che la Procura, se non altro, ha dimostrato che c'era elementi di fondatezza nel mio esposto. Ma guardi, il mio esposto non ha nessuna componente di carattere personale, emotivo, è stato fatto soltanto per tutelare i pazienti all'epoca.
Le chiedo, insomma, i toni sono stati abbastanza accesi qualche mese fa, qualche settimana fa, sulla questione insomma fra lei e il governatore Zaia, si è parlato anche di denunce reciproche e quant'altro. Ad oggi ci sono sviluppi in tal senso? Ma guardi, siamo ancora nella fase di analisi e di vedere se la valenza delle dichiarazioni del Presidente della Regione abbiano una componente, chiamiamola diffamatoria, tutto qui, insomma, quindi non è che... quindi siamo in una fase di studio. Prima di entrare nello specifico, parlare delle criticità della sanità veneta, vorrei chiederle di diciamo, valutare un sottoinsieme, quello dell'ULSS 7, ULSS 7 Pedemontana, che chiaramente fa parte della sanità veneta, ma è qui che si stanno concentrando la maggior parte delle segnalazioni, delle problematiche. Quando lei parla di criticità della sanità veneta, riferite all'ULSS 7, di che cosa stiamo parlando? Ma guardi, innanzitutto siamo di fronte a una struttura che è stata spezzettata e ridimensionata, no? E quindi chiaramente noi dobbiamo pensare che un ospedale funziona non per somma delle parti ma per sinergia delle parti, quindi un ospedale vale molto di più di tutte le sue componenti messe insieme, quindi quando si incomincia a spezzettare di fatto si perde qualità inevitabilmente. Ecco, purtroppo questo è il risultato di una gestione della sanità e qui mi permetto di parlare di un'altra criticità. Noi finora abbiamo parlato sempre di criticità strutturali della sanità, invece la sanità veneta, ma in tutta Italia, guardi anche nelle regioni amministrate dal Partito Democratico non è che fa eccezione, ha delle criticità di gestione che a mio avviso sono diventate intollerabili. Cioè la regione è un organo che ha il potere di legislare e emettere delibere, poi si nomina tutti quanti i dirigenti, molto spesso anche personale sanitario di livello più basso e più operativo, poi distribuisce il budget secondo criteri che sono impescutabili, di cui praticamente il caso in questione è uno di questo, e poi si nomina pure i controllori. Allora, finché non si divide chi controlla dal controllato, finché non si divide da chi gestisce, da chi propone il budget, ci saranno sempre questi problemi. Io penso, e questo sarà a nostro avviso anche uno dei motivi delle prossime campagne elettorali, noi dobbiamo restituire la sanità ai cittadini, dobbiamo interrompere questo cordone ombelicale che lega il potere politico alla gestione della sanità. Quando si parla di ospedali in difficoltà per carenza di medici e di personale, questo è un problema che chiaramente riguarda tutto il paese, non solo il Veneto, a questo come si riuscirebbe o come si potrebbe porre rimedio? Ma guardi, nessuno c'ha la bacchetta magica che risolve questo problema da un momento all'altro, perché questo è un problema che si è manifestato adesso, ma già 10 anni fa c'erano le avvisaglie e si sapeva che 35.000 medici sarebbero andati in pensione nei prossimi 5 anni e in più col tetto alle assunzioni e all'impiego chiaramente si è accumulato un ulteriore deficit di personale. Guardi, i medici purtroppo non si creano ma si formano, quindi per formare un medico specialistico ci vogliono 9 anni, quindi l'apertura così del numero chiuso capisce bene che non risolve assolutamente niente, anzi crea un problema gigantesco perché moltiplica per 4 o per 5 gli studenti nelle università e le nostre università non hanno la capacità formativa, quindi se leviamo il numero chiuso creiamo 6 volte tanto di persone che non sono formate, quindi allora a lungo termine bisogna investire nelle università per aumentare la proposta formativa. A medio termine bisogna aumentare i posti di scuole di specializzazione, perché non dimentichiamoci che ogni 3 laureati 2 ancora non hanno posto di specializzazione, e qui mi permetta di fare anche un po' di propaganda a noi che il Ministro Speranza è stato l'unico che ha aumentato, raddoppiato i posti di specializzazione. Questa sicuramente è una misura che ha un impatto a breve termine. Poi c'è stata la proposta, tra le altre cose anche dalla parte del centrodestra, di aumentare l'età pensionabile di 2 anni. Ora pare che questa proposta sia accettata o digeribile per i medici di famiglia, ma ha trovato grandissimi ostacoli per i medici ospedalieri.
Io onestamente non la capisco questa avversione, perché un medico, noi all'ospedale di Padova abbiamo avuto fior di primari che sono andati in pensione nel fiore delle loro capacità, che li abbiamo regalati al privato. Ecco, insomma, quindi ci vuole anche un po' di buonsenso in queste cose, ecco. Le chiedo un'ultima battuta, poi la lascio alla conferenza. Riassumendo, se dovesse riassumere brevemente quali sono le principali criticità della sanità veneta, quali sono, e aggiungo sia sempre di più la percezione che si vada verso una sanità pubblica tendente al privato. Guardi, allora, io penso che i problemi gestionali abbiano la priorità assoluta, perché se c'è una cattiva gestione, dare più soldi a una cattiva gestione significa sprecarli, va bene? Quindi il problema gestionale, di governance, come direbbero gli inglesi, della sanità, a mio avviso è prioritaria. Dopodiché lei ha attaccato anche il problema tra pubblico e privato. Beh, guardi, questo è un altro aspetto che va chiarito, perché in Italia sui famosi 120 miliardi di sanità il 40% sono destinati a attività private in convenzione, che significa che già 50 miliardi vanno al privato. Poi ci mettiamo i 37 miliardi che i cittadini italiani spendono di tasca propria, fanno 87 miliardi ai privati, il che significa che la sanità privata in Italia ha superato quella pubblica. E questo bisogna dircelo, e quindi quando poi il governo o i governanti aumentano o distribuiscono il budget per la sanità, bisogna anche capire la qualità del budget, perché se tu investi in infrastrutture le investi verso il pubblico, se tu le investi in spesa, in servizi, li distribuisci al 40% ai privati. Cioè, bisogna capirsi quando si parla di queste cose. E questo era Andrea Crisanti in un'intervista a 360 gradi al nostro collega Alex Iuliano. Vi ricordo che proprio da un esposto che era stato presentato da Andrea Crisanti, l'inchiesta sui tamponi rapidi acquistati in Veneto durante il periodo della pandemia ha portato il Tribunale di Padova a rinviare a giudizio l'ex direttore generale di Azienda Zero Patrizia Simeonato e il microbiologo Roberto Rigoli. Voltiamo pagina e parliamo di cronaca, perché proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per lo spegnimento dell'incendio al salumificio Coati ad Arbizzano di Negrar, divampato nel pomeriggio di ieri. Le squadre al lavoro presenti oggi con 32 pompieri e numerosi automezzi antincendio sono al lavoro per spegnere 3 focolai ancora presenti in diversi punti della struttura. Si tratta di focolai di difficile spegnimento e raggiungimento, in quanto posti sotto lamiere e detriti con il rischio di crollo delle parti circostanti. Gli specialisti dei Vigili del Fuoco del nucleo nucleare biologico chimico radiologico di Mestre hanno messo in sicurezza l'impianto di ammoniaca dello stabilimento. Nel pomeriggio è entrato in azione anche l'elicottero Drago 148 del reparto volo di Venezia, che ha eseguito una serie di lanci sui focolai meno raggiungibili da terra. Gli specialisti del sistema aeromobile e pilotaggio remoto hanno effettuato dei rilievi video anche con le termocamere per individuare altri eventuali focolai, oltre quelli noti posti sotto le macerie. E queste sono le immagini che ci arrivano da Negrar. Vi ricordo, siamo in provincia di Verona. Ora però ci spostiamo in provincia di Venezia per un'altra questione che riguarda la cronaca, ma anche lo sport. Purtroppo solo in seconda battuta, perché dopo i violenti scontri tra tifosi al termine della partita tra Spinea e Treviso sono arrivati i DASPO per gli ultras coinvolti. Ci sarà il divieto di vendita di biglietti ai supporter trevigiani per la trasferta di domenica prossima contro il Sant'Onà. Prima le bombe carta, poi la carica della polizia. La polizia ha sentito caricare, poi si è messi trevisani. Scontri tra ultra alla partita di ritorno nel posticipo di eccellenza Spinea-Treviso, giocata mercoledì scorso allo stadio comunale Allende al Villaggio dei Fiori. Ecco nelle immagini amatoriali quanto accaduto all'interno dello stadio, con la grata che divideva i spinetensi a sinistra dai trevisani a destra. Ingenti danni alla struttura da parte degli ultra ospiti hanno letteralmente devastato i bagni, come racconta il presidente del Calcio Spinea. Hanno distrutto il lavandino che avevamo appena rifatto e messo a posto, e hanno distrutto, come vede qua,
bidet. E in mattinata, proprio mentre stiamo realizzando questa intervista, la nuova amara scoperta: distrutto il tubo dell'acquedotto che si trova nell'unico ingresso riservato ai tifosi trevigiani. Siamo qua come via, c'è acqua, io ho provato qui. Divelto, col tubo rotto e l'acqua che continua a perdere. Fortunatamente, con un anticipo di 20 giorni rispetto al match, la questura di Treviso aveva allertato quella di Venezia sull'alto rischio della partita. Abbiamo avuto anche noi come comune il coinvolgimento da parte della questura che tramite un sopralluogo ci ha indicato delle prescrizioni da mantenere. Motivo per il quale erano stati predisposti controlli rafforzati. Ecco in queste immagini come vengono scortati i trevigiani dai reparti mobili della Celere. Ed oggi già pronte le denunce a carico di ignoti da parte dello Spinea Calcio. E con i DASPO già pronti da parte della Questura di Venezia, blindata la prossima partita di eccellenza, quella prevista per domenica 12 febbraio tra San Donà e Treviso, con la Prefettura di Venezia che ha adottato il provvedimento di divieto di vendita dei biglietti ai residenti di tutta la marca trevigiana. Dunque avete visto cosa è successo a Spinea, si tratta tra l'altro di una partita di eccellenza però come vedete anche queste partite creano dei problemi di ordine pubblico molto gravi. Continuiamo a parlare di amministrazione della giustizia, avete sentito che stanno arrivando DASPO e denunce per questi tifosi. Intanto con una notizia che arriva da Venezia, ce la dà il Gazzettino, vedete Venezia, effetto Cartabia, borseggiatrice storica assolta dal giudice, manca la denuncia delle vittime, era stata identificata e arrestata dagli agenti di polizia per il furto di un trolley, ma è intervenuta la modifica legislativa e il reato non è procedibile d'ufficio. Cosa significa? Che non si agisce automaticamente, ma mancando la denuncia della parte lesa, in questo caso di chi aveva subito il furto del trolley, la persona che era stata fermata è stata, come vedete, assolta. Ancora di giustizia continuiamo a parlare per il caso di Alfredo Cospito che resta al 41 bis. Il ministro della giustizia, il ministro veneto Carlo Nordio, ha respinto la richiesta di revoca. Anche il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Gio Formaggio, è intervenuto a difesa del carcere duro. Sentiamo. Massima attenzione alla condizione di salute del detenuto, ma è impensabile che lo Stato ceda perché lo stesso detenuto pone o vorrebbe porre lo Stato in condizione di cedere. Mentre il ministro della giustizia, il veneto Carlo Nordio, ribadisce che per l'anarchico Alfredo Cospito non ci sarà una modifica del carcere duro, malgrado lo sciopero della fame intrapreso, e a Vicenza come in tutte le città italiane aumenta il livello di allerta contro il rischio di escalation violente, il tema politico del regime del 41 bis diventa centrale anche in Veneto. Bene ha fatto il nostro ministro veneto Carlo Nordio a essere irremovibile, ma di cosa stiamo parlando? Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Gio Formaggio, appoggia la posizione del ministro Nordio e difende il 41 bis. Dal suo punto di vista, quelle di questi giorni sono polemiche superflue. Se tu sei un cittadino onesto non devi temere né il 41 bis, non devi temere il carcere, e quindi non stiamo parlando di niente, la sinistra che attacca, stiamo scherzando. I mafiosi, i terroristi stanno bene nel 41 bis e soprattutto qua in Veneto, adesso che la mafia sta seguendo i soldi e quindi viene nelle regioni del nord a fare danni. Se qualche mafioso veneto, se qualche delinquente veneto va nel 41 bis, peggio per loro, non ci interessa assolutamente niente. Devono stare in carcere, carcere duro, insomma se la sono anche cercata. Continua a crescere drammaticamente il bilancio del violentissimo terremoto che ha colpito la Turchia. Vi faccio vedere come titola la Repubblica di oggi online. Ci sono 23.000 i morti che per ora sono stati stimati, anzi oltre 23.000. Poi ci sono anche delle storie positive, per esempio quello di un neonato di 2 mesi che è stato salvato dopo 128 ore sotto le macerie. Un sedicenne invece è stato estratto vivo, scrive
sempre la Repubblica, dopo 119 ore in un'altra località. Purtroppo c'è anche la notizia del ritrovamento dei corpi di una famiglia italiana di Antiochia. A darne la notizia il ministro Tajani. Si è mobilitata un po' in tutto il Veneto anche la macchina degli aiuti e della solidarietà. Noi ci colleghiamo in diretta con Anna Maria Parisi, che assieme a Paola Barbato in questo momento si trova a Mestre proprio per raccontarci una storia di solidarietà che vedo si sta continuando a svolgere anche alle sue spalle. A te la linea, Anna Maria. È così, Filippo, alle mie spalle, come vedi, tantissimi volontari che stanno inscatolando tutti i generi di prima necessità e non soltanto, che arrivano qui. Noi siamo qui in diretta a Mestre, in via Camarcello 18, presso il centro culturale turco della provincia di Venezia. E accanto a me, chiedo di venire, ringrazio per essere qui con noi, il presidente del centro culturale turco Sukret Mehmed. Buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, quanti sono i rappresentanti turchi del Veneto e della provincia di Venezia? Allora, noi siamo nati 5 anni fa come associazione turco di Venezia. Io sono il presidente attuale e noi siamo i coordinatori del centro raccolta per Veneto in collaborazione con API Nord-Est. Quindi noi siamo all'incirca come cittadini macedoni di origine turchi all'incirca 6-7 mila euro nel nord, però nel veneziano siamo oltre i 2.000 persone, anche 500-600, anche 1.000 famiglie come famiglie. Ecco, quindi siamo qui perché si sta procedendo ad un'iniziativa umanitaria iniziata proprio da qui, da Mestre, che coinvolge tutto il Veneto, iniziativa umanitaria che vede che va a sostegno delle popolazioni terremotate di Siria e Turchia, iniziativa umanitaria che riguarda una colletta fondi ma anche una colletta alimentare e non soltanto. Di che cosa c'è bisogno in Turchia e in Siria? Che cosa state raccogliendo? Ecco, per 3 giorni abbiamo raccolto tanti vestiario, perché adesso basta, robe pesanti. Attualmente abbiamo bisogno di generatori, delle tende, di sacconi in pelle, di container che siano anche in buono stato, non nuovi, magari usati, chi ci vuole donare anche nuovi, dei WC mobili, delle stufe elettriche non con i liquidi, delle tende da campeggio, delle docce mobili. La prima necessità è questa attualmente, perché la gente non ha dove scaldarsi. Perché c'è la neve anche. C'è la neve, c'è ghiaccio, neve, siamo mi sembra sotto i 20 gradi perché ci sono le strade che non si possono arrivare, ghiacciate, e fanno difficoltà arrivare tutti sti vestiti, roba, magari arriveranno più tardi, però la prima necessità è quello che gli avevo detto, generatori, dei tende da campeggio, dei container. Ecco, sì, perché c'è necessità di scaldarsi, la gente, sono più di 5 milioni gli sfollati, quindi c'è gente che ha bisogno proprio di scaldarsi, di trovare un riparo. E appunto lei ha citato l'associazione API Nord-Est, quindi chiederei di venire qui accanto a noi a Munir Semsi, che è il presidente dell'associazione API Nord-Est, cioè degli imprenditori che sostengono questa iniziativa con il centro culturale turco. Buongiorno. Buongiorno a lei. Munir, quindi quando è partita questa raccolta? Ma io prima di tutto vorrei esprimere la nostra vicinanza ai terremotati, alla Turchia e alla Siria, a nome di tutti associati, tutte associazioni, quelli che stanno collaborando con noi. Noi abbiamo avviato questa raccolta subito giorno stesso, con collaborazione con DTIP, Turkish e altre tante associazioni del Veneto. Ecco, sì, perché Filippo, una cosa importante da dirsi è che c'è anche la collaborazione con la compagnia aerea di bandiera turca, cioè la Turkish Airlines, che decolla sia dal Marco Polo da Venezia che da Milano. Infatti partono giorno e notte interi cargo che arrivano a destinazione e garantita l'assistenza in loco dalla protezione civile turca, è così? Sì, giusto. Allora, volevo precisare una cosa, fine settimana
settimana siamo aperti 24 ore, però dal lunedì cominciamo a fare la raccolta dalle ore 18 fino alle ore 22 fino a venerdì, poi fine settimana siamo aperti 24 ore perché ieri sera, stamattina alle 2 abbiamo caricato già un bilico, la gente ce n'è, di aiutanti ce n'è, non abbiamo bisogno di manodopera ma abbiamo bisogno di aiuto. Di quello che abbiamo ha detto i container, tutte quelle robe Ecco, tutti i dettagli naturalmente sul sito dove si possono trovare tutti i riferimenti necessari per questa colletta. Siamo in chiusura. Prima di ridarti la linea, Filippo, una battuta ancora a Munir, l'imprenditore macedone che è qui da oltre 30 anni con la sua attività. Lei ha scritto anche alla Regione del Veneto per chiedere l'assistenza da qua della Protezione Civile del Veneto. Sì, è vero che noi giorno dopo abbiamo scritto, io ho scritto personalmente al Presidente Luca Zaia, che conosco anche personalmente. Gli ha risposto? Mi ha risposto che ha mandato la nostra email, ha mandato alla Protezione Civile, stiamo aspettando la loro risposta per una collaborazione futura. Sì. Collaborazione che hanno già avuto sempre con API Nord-Est per portare aiuti alla popolazione dell'Ucraina. E da qui è tutto, linea a voi, a te Filippo. Grazie ad Anna Maria Parisi e ai suoi ospiti. Vi ricordiamo che il bilancio purtroppo ancora provvisorio del tremendo terremoto che ha colpito tra la Siria e soprattutto la Turchia è al momento di oltre 23.000 morti. Purtroppo un bilancio che ancora deve essere, che risulta ancora provvisorio, anche se, come abbiamo raccontato, non mancano anche delle storie positive di gente che viene ritrovata ancora viva sotto le macerie. Io vedo che c'è già in collegamento invece da Padova Chiara Gaiani con Cristian Rocchi Agliendi assieme all'assessore Ragone, perché ci sono delle novità importanti per quello che riguarda il tram di Padova, è vero Chiara? Filippo, buongiorno a tutti i tuoi telespettatori. Sì, delle novità molto importanti, perché è stata presentata la prima parte del progetto definitivo del SIR 2, la linea che rivoluzionerà ulteriormente la mobilità a Padova, perché collegherà la città da est a ovest, varcando i confini della città da Rubano fino a Vigonza. È un progetto davvero molto importante. State facendo le corse contro il tempo con me, Andrea Ragona, che è assessore alla mobilità. Davvero tutti gli uffici stanno lavorando su questo progetto che, ricordiamolo, deve essere completato entro il 2026 perché gode dei fondi del PNRR. Sì, esattamente. Sembra, magari chi è fuori non lo percepisce, ma il livello di progettazione per un'opera di questo tipo è molto dettagliato e sono già al lavoro decine, se non forse addirittura centinaia di persone per progettare nei minimi termini questo progetto. Oggi abbiamo presentato alcune modifiche che arrivavano su da suggerimenti dei cittadini e abbiamo provato a recepire il più possibile. Ecco perché in questo anno di lavoro sono stati ascoltati i cittadini non solo a Padova ma anche nei comuni di Rubano e di Vigonza. Ci sono varie modifiche, per esempio andiamo a guardare la città di Padova. Una delle modifiche maggiori riguarda Piazzale della stazione, dove verrà creato un anello. Sì, esattamente. Questo è un aspetto soprattutto progettuale, diciamo. Che cosa ne avrà il cittadino? Il cittadino avrà un sistema che è più funzionante, soprattutto in ottica non di avere 3 linee di tram, ma avere 3 linee di tram integrate, quindi passando dal progetto SIR 1, SIR 2, SIR 3 al progetto Smart, perché questa modifica in stazione permetterà ai diversi mezzi di girarsi meglio e quindi raggiungere con più efficienza i diversi capolinei anche in maniera più veloce. C'è anche una facilità di comunicazione dei mezzi che arriveranno, quindi fermate più chiare, perché avendo 8 linee poi il rischio è di non capire quale tram prendere, quindi anche questo aspetto è stato valutato, oltre a degli aspetti prettamente ingegneristici che fanno funzionare meglio gli scambi del tram. Ecco, linea, dicevamo, che va da Rubano a Vigonza, quindi quasi ai confini della provincia di Vicenza fino a quasi ai confini della provincia di Venezia, perché sul piatto il lavoro del Comune di Padova con il Comune di Vigonza pone già una nuova idea su cui state lavorando. Quale, assessore? Sì, il Comune di Vigonza ci ha suggerito di allungare, lasciare l'attuale capolinea di Vigonza, ma allungare la tratta verso est per andare a prendere tutto l'abitato di Busa e anche oltre. Questo
fa sì che le 24.000 auto che oggi passano sulla statale a Vigonza e che continueranno a passare, perché anche coloro che vorranno prendere il tram dovranno passare, riusciranno a fermarsi prima, con un vantaggio sia per gli automobilisti che potranno prendere il tram prima, che anche per i cittadini di Vigonza che avranno meno traffico, e il vantaggio anche per coloro che in realtà saranno costretti a utilizzare la macchina e troveranno una strada più sgombra. Ecco, è davvero una rivoluzione, Filippo. Non so se da conoscitore anche della realtà di Padova capisci quale sarà la portata di questa rivoluzione, che io spero di vedere al più presto in realtà realizzata. Non so se hai delle domande, Filippo, da aggiungere per l'assessore Devo dire Ragona. che siete stati straordinariamente completi nell'esposizione, per cui avremo modo naturalmente anche di riparlarne. Io per il momento vi ringrazio l'assessore Ragona, ringrazio te Chiara e Cristian Roque Allende. Allora riprendiamo la linea qui dallo studio, ci fermiamo per un istante, poi torneremo sempre in diretta con Focus TG, con altri servizi, altre notizie e altri collegamenti da tutto il Veneto. A tra poco. Bentrovati a Focus TG, ora parliamo di politica, ci spostiamo a Treviso perché si va verso il congresso provinciale della Lega e Riccardo Barbisan, capogruppo del Carroccio a Casugana, lancia la sua sfida. Sentiamo. Quando mi sono candidato ho cercato di parlare con tutti per unire il più possibile le anime della Lega e intorno alla mia candidatura, se era possibile. Si vede che non l'ho convinto a sufficienza. Non lo dichiara apertamente, ma la partita per il nuovo segretario della Lega trevigiana potrebbe rivelarsi una corsa a due, la sua con la sua storia nei banchi del Consiglio Comunale del capoluogo e quella di Dimitri Coin, da consigliere comunale di Morgano a deputato. In questo caso i banchi sono quelli di Montecitorio. Chi conosce bene il retroscena della competizione tutta in casa Lega racconta del grande potere dei segretari di sezione che negli ultimi mesi avrebbero fatto carte false pur di favorire i loro prediletti. Barbisan chiosa e allontana ogni possibile polemica. C'è la solita tensione tra militanti, tra candidati, però anche è bello vedere molti militanti partecipare, sapere che moltissimi ci tengono a venire domenica al congresso e c'è la classica animosità di un congresso però all'interno delle regole. Chiamerò le persone che più mi sono state vicine. Barbisan si prepara al rush finale. Alla fine chiunque vinca dovrà andare dagli altri per cercare di avere una maggioranza in direttivo provinciale, no? E questo ci aiuterà, volenti o nolenti, a fare pace tra tutti. Che cosa è la differenza dagli altri? Che non ho un approccio pro questo o pro quello, pro Zaia o pro Salvini o anti Zaia o contro Salvini. Cerco di avere un approccio pragmatico, credo che il congresso provinciale non sia un'anticipazione del congresso federale, dobbiamo solo scegliere il miglior segretario provinciale per la Lega di Treviso, solo, ma non è poco. Certo è che domenica l'esito delle urne decreterà inevitabilmente il peso della leadership che Giampaolo Gobbo, padre della candidatura di Coin, ha ancora all'interno del partito. Non c'è solo Barbisan perché in corsa per la segreteria provinciale della Lega a Treviso c'è anche il castellano Luciano Dussin che punta a far riconquistare alla Marca e al Veneto il peso che merita rispetto alla Lombardia. Sentiamolo. Rappresentante del folto Carroccio castellano e convinto portatore di un messaggio di rinnovamento dopo il disastroso 25 settembre leghista, Luciano Dussin, in corsa per la segreteria provinciale, punta a smuovere quei militanti stanchi di vedere la Liga Veneta sottostare ai desiderata Lombardi, e i livelli su cui dare un'impronta di cambiamento sono due. Noi abbiamo bisogno di rimettere insieme le sezioni, le circoscrizioni, di avere una sede provinciale più aperta, disponibile, di creare meno disagi con i tesseramenti e via via, ma questo è un po' comune tra i candidati. L'altro ruolo per il quale mi rendo disponibile è quello di ricominciare a far politica. Tornare ai temi dell'origine, alle questioni territoriali, dice Dussin, smettere di farne puntualmente una questione di nomi e correnti. Il nuovo segretario dovrà dare questa linea. Perché a me interesserebbe avere una segreteria provinciale che influisce sulla prossima segreteria regionale della Liga Veneta per mandare messaggi costruttivi ma molto chiari ed interpreti dell'esito delle votazioni a quelli che operano in via Bellerio.
Nella sfida per la segreteria che lo vede opposto a Dimitri Coin e Riccardo Barbisan, la strada giusta per l'ex sindaco di Castelfranco ed ex parlamentare è quella di ridare voce ai militanti e alle loro aspettative. Ma io sono convinto che la gran parte dei nostri militanti è propensa a lanciare un messaggio di forte cambiamento. Non deve più succedere che ci facciamo prendere in giro dai grillini di turno che ci portano via il reddito di cittadinanza e ci lasciano col cerino in mano. Noi vogliamo essere determinati. E allora questo era Luciano Dussin, poco prima avete sentito anche Riccardo Barbisan. Vi ricordo che la Lega va al congresso provinciale a Treviso, bene, vedremo come andrà a finire. Ora però parliamo del giorno del ricordo, si è celebrato ieri, ma comunque le commemorazioni continuano in molte località del Veneto anche nei giorni seguenti. Noi ci colleghiamo con Marostica, vi ricordo che il giorno del ricordo vuole ricordare il dramma dei martiri delle foibe dell'esodo giuliano-dalmata. Noi adesso ci colleghiamo con Sharon Di Carlo che si trova a Marostica anche per fornirci e farci sentire una testimonianza molto interessante. A te la linea, Sharon. Buongiorno Filippo e buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Siamo qui a Marostica, Palazzo Baggio, perché all'indomani della giornata del ricordo anche Marostica ha voluto ripercorrere, rivivere, raccontare ancora una volta le terribili pagine della nostra storia, e lo ha fatto attraverso una testimonianza importante della signora Edda Rocco, che ci ha raccontato la sua storia. Sentite. Signora, lei è testimone di un'orribile pagina della storia. Purtroppo sì, testimone oculare, quello che dico è quello che ho visto. È inutile che vengano a tergiversare e sbagliare le date come sento in televisione, perché la mia testimonianza è viva, l'ho vissuta e così la racconto. Quando sono venuti a portare via mio papà, ero in giardino, e hanno puntato i mitra a me e anch'essa di mio papà. E mio papà è venuto fuori perché si è impaurito di vedere tutte queste armi contro sua figlia. Avevo 11 anni e loro l'hanno circondato, l'hanno portato via, non l'ho più visto. Dopo seppi, dopo 10 anni, che era stato bruciato vivo nella garita del castello di Pisino. E dopo cosa vi devo raccontare tutta la storia? No. Quando ricorda queste cose orribili, che sensazioni ha oggi? No, sensazione uguale come prima. Io non è che odio cosa, ma non perdono, perché non posso perdonare coloro che hanno straziato, che hanno distrutto la mia famiglia. Mio nonno ha 81 anni, 82, è stato informato anche lui. Dovevano scappare senza niente, avevano lasciato tutto a Tito, tutto lui. E qua in Italia non si poteva parlare, perché erano i comunisti, erano d'accordo con Tito, ma io ho sempre parlato, ho sempre scritto, ho sempre parlato dappertutto, finché posso. E oggi ho più di 90 anni, è l'ultima volta forse, ma finché posso parlare parlo. Grazie, l'ultima domanda che le faccio, poi la lascio libera. Che cosa augura al mondo futuro? Oh, pace e concordia, e niente odi, e abolirei i partiti, perché i partiti sono la discordia tra uno e l'altro. Siamo tutti uguali, siamo tutti uomini. Abbiamo la stessa esistenza, non è il caso che ci scontriamo per delle parole, per delle cose che non vanno. Filippo, parlo a bassa voce perché c'è il sindaco di Marostica, Matteo Mozzo, che sta parlando ai tanti giovani studenti che sono qui a Palazzo Baggio questa mattina. Tra poco la signora Edda Rocco racconterà ai giovani la sua storia, perché come dice la signora Edda non bisogna dimenticare. Ti restituisco la linea.
Grazie a Sharon Di Carlo e a Renzo Rigon per questa straordinaria testimonianza che ci hanno fatto ascoltare da Marostica. Tra poco avete sentito la signora Edda Rocco, parlerà ai ragazzi delle scuole. E a proposito di istruzione, c'è una buona notizia che arriva da Vicenza, parlando di dispersione scolastica e di bocciature, che sono due problemi naturalmente che coinvolgono vasti strati delle scuole in Italia. E invece a Vicenza gli studenti vicentini sono i più virtuosi della regione. Vediamo. Dispersione scolastica, Vicenza la più virtuosa tra le province del Veneto, stando ai dati del monitoraggio dell'ufficio scolastico regionale. In numero assoluto si tratta di 3.187 studenti vicentini che hanno lasciato i banchi. Vicenza proprio è la provincia più virtuosa per quanto riguarda vari aspetti. Per quanto riguarda l'interruzione di frequenza, abbiamo un'interruzione che si aggira all'1,25% rispetto al dato regionale dell'1,56%. Rovigo al 2,56%, Belluno l'1,87%, Treviso l'1,78%, Padova l'1,65%, Venezia e Verona l'1,56%. È il biennio delle superiori che si mostra come momento di maggiore difficoltà per la carriera scolastica. Anche per quanto riguarda le non ammissioni all'anno successivo abbiamo dei dati che si distanziano rispetto agli altri, in quanto i bocciati per quanto riguarda Vicenza sono sul 5,91% rispetto al dato regionale del 6,28%. Infine 2 studenti su 10 nel biennio hanno dovuto affrontare gli esami di riparazione. Matematica la prima tra le materie critiche, a seguire inglese, fisica, italiano e storia. Il successo di questi dati provinciali, secondo il provveditore, è da ravvisare nel confronto continuo tra dirigenti scolastici, docenti e famiglie, impegnati a trovare strategie per supportare gli studenti in difficoltà. E questo era il servizio di Luisa Bertini della nostra redazione di Vicenza. Noi ci fermiamo per un istante e tra poco torneremo per collegarci in diretta con Treviso e parlare di un grave problema che affligge molte famiglie non solo nel Trevigiano ma in tutto il Veneto, è l'aumento dei costi per colf e badanti. Ci vediamo tra poco. Bentrovati nuovamente in diretta con Focus TG, come vi avevamo annunciato. Ora ci colleghiamo in diretta con Treviso, dove c'è Marta Marangona assieme a Simone Merlo. Parliamo dell'aumento di spese e di costi che molte famiglie stanno affrontando con non poche difficoltà per quello che riguarda colf e badanti. A te la linea, Marta. Sì, buongiorno da Treviso, ci troviamo qui per parlare di un tema di grandissima attualità, che è quello relativo a tutte le famiglie che hanno alle loro dipendenze colf e badanti e che da gennaio si trovano a fronteggiare un aumento del costo del lavoro che sta mettendo davvero in seria difficoltà. A porre la questione l'associazione trevigiana Noi con Voi, qui al mio fianco il presidente Pio Grollo, che ha proprio oggi lanciato un appello a tutti i parlamentari. Di che cosa si tratta? Si tratta di un appello che abbiamo lanciato ai parlamentari trevigiani affinché si facciano carico di portare a livello nazionale, a livello del Parlamento, questo tipo di problema molto forte, molto sentito dalla comunità locale, molto sentito da migliaia di famiglie nel Trevigiano, decine di migliaia a livello regionale, forse 2 milioni si calcola a livello nazionale. Ed è un problema sentito perché si colloca già in un contesto difficile di molte famiglie, è l'aumento del costo del lavoro, che in sé è previsto contrattualmente, quindi va chiaramente accettato e anzi realizzato. Però questo rappresenta un grosso problema per tante famiglie che se stesse si trovano in difficoltà, non solo nelle relazioni con l'anziano, con il bisognoso, ma anche di difficoltà dal punto di vista economico. Qual è la richiesta? Che si intervenga con un provvedimento fiscale
per consentire alle famiglie di portare in detrazione e deduzione l'intero ammontare del costo del lavoro e quindi da questo punto di vista abbassare il livello fiscale a carico delle famiglie. Ecco, qui al mio fianco anche la Presidente della Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana, Paola Roma, perché questo tema è stato affrontato in Conferenza dei Sindaci con l'adesione anche dell'azienda sanitaria. Sì, ieri, il giorno 10, proprio unitamente a tutti i sindaci e all'azienda sanitaria col direttore generale, il dottor Benazzi, abbiamo anche noi sottoscritto questa richiesta all'unanimità votata appunto dai sindaci, proprio per sostenere l'associazione, ma soprattutto sostenere le famiglie che in provincia di Treviso vedono un numero di quasi 12.000 persone che aderiscono a questo tipo di assistenza familiare. Ovviamente quello di cui si sta parlando è sicuramente impattante, è quasi uno stipendio in più nelle mensilità che le famiglie pagano, ma soprattutto portarlo in diminuzione dall'imponibile previsto è sicuramente una misura che diventa fondamentale per ridurre quei costi che sono a carico delle famiglie. Lo ricordo perché l'assistente familiare che è a casa con le persone fragili, noi abbiamo chiesto unitamente all'associazione che questo intervento a livello governativo sia proprio rivolto nei confronti delle persone non autosufficienti e che quindi sono le più fragili, quelle su cui ovviamente pesano i costi delle famiglie che naturalmente si trovano in questa situazione particolare. È uno dei progetti con i quali stiamo lavorando già con l'associazione, ma anche con le parti dell'associazione Assindat Colf che segue le parti datoriali, anche per non entrare nell'emersione di quella parte del non previsto e quindi in quel contratti di lavoro che naturalmente creano anche una situazione di lavoro nero e contro la quale stiamo cercando di lavorare, proprio perché i nostri servizi sociali tutti i giorni con le famiglie si trovano a lavorare, e in questo aspetto anche con tutto il mondo del volontariato come l'associazione Noi con Voi, perché ricordo che a questo sono anche legati tutti quei servizi come per esempio gli sportelli che ci sono su tutti i nostri territori, collegati ovviamente a progettualità regionali. Ne ricordo una sola, che è la DIUVA, progetto regionale che va ad individuare, a dare un elenco degli assistenti familiari di tutta appunto la regione del Veneto, e che i sindaci hanno finanziato con un secondo tipo di intervento, proprio perché credono in questa tipologia di intervento, credono nella formazione, ma soprattutto nella necessità che queste persone siano all'interno delle nostre famiglie, ma abbiano anche le famiglie una tutela di un certo tipo, soprattutto per i più fragili. Ecco, tra l'altro ci troviamo anche in un momento di particolare difficoltà anche del sistema ospedaliero, ne abbiamo parlato tante volte, per la carenza dei medici, quindi c'è anche la necessità di incentivare il più possibile l'assistenza domiciliare. È proprio per questo che con appunto tutti i sindaci e con il direttore generale, il dottor Benazzi, abbiamo promosso questo Adiuva 2 nel quale i 3 comitati e quindi la conferenza dei sindaci intera ha investito dei soldi proprio per cercare di andare incontro a queste. Sempre di più devono essere dimesse le persone, le famiglie hanno bisogno di risposte anche per 10 giorni, ovviamente per i primi periodi di cui prendersi cura del familiare, e questo tipo di servizio che stiamo cercando di dare è affrontato anche all'interno dei piani di zona, perché per questo territorio è stato fondamentale e sarà inserito appunto in questa programmazione che mette una pietra miliare su quello che anche il territorio sta dando come incentivo alle famiglie. Ecco, Piogrollo, si accennava alla questione del lavoro nero, perché purtroppo sappiamo bene come questo settore sia particolarmente interessato dal fenomeno, e questo aumento dei costi a carico delle famiglie potrebbe andare a ulteriormente incentivare il lavoro nero. Sì, e questo è un grosso rischio che dobbiamo cercare di evitare il più possibile. A fronte di una problematica e di una realtà che sempre più dovrà misurarsi con un invecchiamento della popolazione, con un cambiamento degli stili di vita, con un cambiamento delle famiglie. E allora di fronte a questo è chiaro che bisogna agire in maniera strutturale, non è solo un problema del quotidiano, dell'aumento di questo periodo, è un problema strutturale che va affrontato nella sua complessità. E allora io sono particolarmente felice che la conferenza dei sindaci abbia da questo punto di vista appoggiato questa nostra mozione, questo nostro appello, perché è proprio il vero senso di un territorio che si mobilita, è un territorio che si rimette in discussione rispetto a quello che è un passato che non ritornerà, quel tipo di famiglie, quel tipo di situazione, ed è invece uno sforzo, un tentativo di guardare al futuro. Ecco, questo è un aspetto fondamentale, è un aspetto importante. Il futuro non può essere il lavoro nero, il futuro deve essere un lavoro serio, un lavoro seriamente retribuito, fatto con persone che hanno le giuste competenze.
E peraltro a livello trevigiano, a livello locale, deve crescere una cultura dell'accoglienza, dell'integrazione, del relazionarsi con mondi diversi, con mondi nuovi, con situazioni assolutamente imprevedibili 20, 30, 50 anni fa. Ecco, noi pensiamo che oggi abbiamo fatto un piccolo passo. Io ringrazio veramente la Presidente dei Sindaci, perché questo piccolo primo passo è però un passo fondamentale, è un passo che rafforza quella collaborazione alla quale peraltro lei faceva riferimento. E da Treviso è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Marta Marangone e ai suoi ospiti, e rimaniamo sull'argomento, sulla difficoltà e sull'aumento di spese per l'assistenza agli anziani. A Bassano del Grappa aumentano le rette delle case di riposo. L'ISAC ha fatto scattare dal 1° febbraio il nuovo tariffario, e per alcune famiglie l'aumento è di oltre 1.000 euro al mese. 400 euro in più al mese, ma c'è chi ha parlato di aumenti di 1.500 euro ogni mese. Sono questi i risultati delle nuove rette delle case di riposo dell'ISAC di Bassano, secondo quanto approvato dal CDA il 16 gennaio scorso. Gli aumenti sono scattati il 1° febbraio e pare che ci siano già molte famiglie pronte a guardarsi attorno alla ricerca di un'alternativa, perché incapaci di fronteggiare un balzo in avanti di almeno 5.000 euro all'anno. Eccole le nuove rette. La tariffa per i residenti autosufficienti passa da 49 euro a 60 euro al giorno. La stanza singola vale 6 euro in più, la doppia 3 euro. I residenti nel comune di Bassano non autosufficienti con impegnativa si vedono la retta alzata da 55 a 60 euro, mentre chi non ha l'impegnativa dovrà sborsare 78 euro al mese, 8 in più rispetto a prima. L'assistenza a titolo privato costa 112 euro al giorno, mentre l'ospitalità temporanea fino al 2022 costava 100 euro al giorno. Il servizio di accompagnamento dell'ospite passa da 18,90 euro all'ora a 24,15 euro all'ora. A questo va aggiunto il servizio di lavanderia, che alcuni familiari di ospiti delle case di riposo bassanesi hanno segnalato essere obbligatorio per il primo mese, ovvero altri 70 euro. Fra le motivazioni che emergono dalla delibera del CDA per l'aumento dei costi risultano la forte inflazione, con conseguente adeguamento economico dei contratti di fornitura, l'aumento incontrollato dei costi energetici e gli adeguamenti economici dovuti a seguito del rinnovo del contratto del personale dipendente. A questa situazione si aggiunge la spada di Damocle legata alle scelte che il personale dovrà compiere nei prossimi giorni per far sentire la propria voce sul tema del percorso di privatizzazione dell'istituto, dopo il tentativo di conciliazione andato in scena in prefettura, che si è risolto con una fumata nerissima. E questo è il quadro generale dell'aumento delle rette delle case di riposo a Bassano del Grappa, che ci è stato descritto da Ferdinando Garavello. Poi naturalmente dietro ci sono le storie delle tante persone che adesso si trovano in difficoltà, come nel caso di questa signora. Aumenti? Parlano del 30%. Sicché su una retta sono circa, adesso io parlo per mio marito, da 1.700, 1.720 che si pagava, arrivo a 2.200. 500 euro in più al mese dall'oggi al domani. Dal 1° febbraio infatti sono lievitate circa del 30% le rette per gli ospiti delle case di riposo dell'ISAC di Bassano del Grappa, numeri che impensieriscono le tante famiglie del territorio che ogni mese devono far fronte alle esigenze sanitarie dei propri cari. E io sono fortunata perché ho la pensione anch'io, ma se non avessi la pensione anch'io, ma adesso devo metterne circa metà per completare la sua retta, non so, le spese sono sempre quelle, perché anche se adesso sono rimasta da sola le spese corrono, non so, mi affido proprio a che Dio ci dia una mano. Guarda al cielo la signora Mercedes, affidandosi alla provvidenza. Da settembre infatti suo marito è ospite a Villa Serena per demenza vascolare, e questi aumenti, quasi di 10 euro al giorno, costringono a pensare a soluzioni alternative. Vedo mio marito tranquillo, vedo che è curato, vedo che gli vogliono bene, che gli stanno dietro, però appunto ci mettono in condizioni che dobbiamo pensare a qualcosa. Non solo l'aumento delle rette, a preoccupare le tante famiglie anche l'ombra della privatizzazione. Il nostro desiderio è che resti per i cittadini di Bassano, che è una struttura pubblica come è sempre stata, e vogliamo che resti.
Questo è il servizio di Sharon Di Carlo che ha raccolto questa testimonianza sull'aumento delle rette nelle case di riposo di Bassano. Era anche l'ultima notizia di questa edizione di Focus TG. Rimanete con noi, rimanete con Rete Veneta. Vi ricordo anche l'inizio poi della nostra fascia informativa dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappi, a seguire quello di Vicenza. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio.